Il passaporto era molto più che una formalità, non era semplice averlo, bisognava aver avuto buona condotta e soprattutto non avere partecipato alle tante ribellioni dei contadini. Due passaporti rispettivi del 1897 e del 1899. Fotografia di un passaporto collettivo del 1924, rilasciato da una famiglia di Stromboli con Giovanna Cincotta e i figli Carmelo, Marianna, Giuseppe e Antonio lo Schiavo. Un passaporto del 1910. Valigie e bauli sono gli elementi principali nella rappresentazione dei fatti migratori. Contenevano il necessario, spesso però dentro trovavano posto oggetti e simboli a cui era difficile rinunziare. Alla fine dell'Ottocento la Sicilia possedeva pochissime linee ferroviarie. Per raggiungere il trenino direttamente ai porti di imbarco gli emigrati si servivano dei classici carretti siciliani a due ruote, trainati dai cavalli. Le strade erano impervie e polverose e sovente i carretti avevano bisogno di molte riparazioni prima di giungere alla meta. La rappresentazione della partenza da un villaggio siciliano dell'entroterra con i carretti tratta dal film Oltremare di Nello Correale. Questo è il tracciato della linea ferroviaria. Partire in treno con comodità era possibile soltanto per quei pochi immigrati che abitavano in prossimità delle rare linee esistenti. Una unica strada ferrata percorreva infatti la regione da Siracusa a Palermo con poche varianti secondarie. Solo ai primi del Novecento fu realizzato il collegamento fra la città della costa ionica e alcune aree della zona del Trapanese. Ferrovia ionica nel tratto tra Giarra e Santa Teresa Riva. Stazione di Vallelunga. Questa è la mappa della Sicilia con la linea ferroviaria che parte da Messina, il primo tracciato ferroviario siciliano, Messina, Palermo, Trapani, Mazara del Vallo, Vallelunga, Canicattì, Girgenti, Licata, Messina, Santa Teresa Riva, Giarre, Catania, Lentini, Siracusa, Noto, Modica, Ragusa, Vittoria, Licata, Canicattì. Stazione di Mazara del Vallo. Stazione di Vittoria. Stazione di Ragusa Ibla. Fino all'inizio del secolo gli emigranti eoliani raggiungevano i porti di Napoli, Palermo e Messina con piccoli velieri commerciali delle flotte locali. Negli anni successivi un vaporetto collegava le Eolie con Messina e Napoli semplificando il viaggio. Velieri eoliani dell'Ottocento, le donne piangenti ai moli. Vaporetto postale che collegava le Eolie con la Sicilia e Napoli a partire dall'inizio del XX secolo. Stromboli.